Allora ragazzi, benvenuti alla seconda parte del video sull'acciarino della The Friendly Swede. Allora, intanto vi faccio vedere, questo è l'acciarino con la catenella come avevamo visto nell'altro. Come al solito hanno un po' di vernice sopra, si gratta via e viene fuori il ferrocerio. Vediamo come va con lo striker. Guardate, anche senza fare troppa pressione, le scintille, fa molte scintille, dando più forza le scintille aumentano ovviamente. Anche col dorso del coltello, qui abbiamo il solito ganzo 720, funziona alla meraviglia, senza sforzo, bello lungo, vedete, anzi. Quindi abbiamo detto scintille molto generose e facili da fare. Allora facciamo la prova con un po' di corteccia di betulla. Ecco. Mentre adesso facciamo la stessa prova con il fatwood. Ecco, anche questo ha preso molto rapidamente. Allora ragazzi, come avete visto, con questo acciarino sono riuscito ad accendere sia il fatwood che la corteccia di betulla senza grossi problemi. Probabilmente nelle mani, questo acciarino nelle mani di qualcuno che ha un po' di più maestria della mia diventa sicuramente più efficace. Comunque avete visto anch'io che non mi ritengo assolutamente un esperto nell'accensione del fuoco con l'acciarino, sono riuscito ad accendere tutte e due le esche, per cui secondo me sono validi, sono abbastanza morbidi, per cui non si fa fatica a grattare, bisogna stare un po' attenti a non segnarli, solo quello, per cui insomma io sono soddisfatto dell'acquisto. Spero che questo video e anche il precedente dell'unboxing vi siano piaciuti, vi ringrazio di aver seguito questi due video, come al solito se volete lasciate un commento e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!